Tante le iniziative organizzate ad Aragona in occasione della Santa Pasqua, tra queste quella all'interno della Chiesa del Carmine, il Presepe Pasquale, realizzato dal giovane artista aragonese Carmelo Sciortino. E qui ad Aragona ci sono tante belle tradizioni, come in tanti altri paesi del meridione, legati proprio alla Settimana Santa. Il Giovedì Santo, poi la processione con la crocifissione a Calvario, la processione poi della sera e poi la veglia e l'incontro conclusivo culminante, caratteristico è l'incontro del giorno di Pasqua tra la Madonna e il Signore risorto, e qui si arricchisce con due personaggi, San Pietro e San Paolo. Vorrei aggiungere che quest'anno c'è un altro evento meraviglioso che è stato realizzato da un giovane Carmelo Sciortino, le scene della Passione. In un locale della Chiesa del Carmine hanno collocato una quindicina di scene che rappresentano i vari momenti della vita di Gesù. Tipo presepe, come le dimensioni, con le statue, con la creazione degli ambienti, dei luoghi, ed è una cosa molto bella, sia artisticamente da vedere, ma anche come messaggio religioso che ci viene trasmesso. E questo è un altro elemento che si aggiunge alla Settimana Santa qui ad Aragona.